Gennaio. Affidare ai writers il compito di abbellire i muri del paese. L'idea è del comune di Valstagna, che inizia con un omaggio al canoista Pierpaolo Ferrazzi. Il più bel regalo per festeggiare il ventennale del suo oro olimpico, Pierpaolo Ferrazzi se l'è fatto guidando allo stesso traguardo l'allievo e pupillo Daniele Molmenti, trionfatore ai Giochi di Londra nella canoa K1 slalom. All'ex campione valligiano, ora allenatore, anche il comune di Valstagna ha voluto fare un omaggio per celebrare la fortunata ricorrenza. Un murales colorato sopra il campo gara di Capovilla, su un vecchio muro in cemento rinfrescato e rasato da alpini e amministrazione comunale. Proprio un omaggio a questo grande campione che ci ha fatto conoscere proprio nel mondo. Stanno realizzandolo dei ragazzi di Romano e con inserita la fotografia del campione Pierpaolo Ferrazzi e di un altro campione di Valstagna, Robert Pontarollo. Un'opera che potrebbe non restare isolata se decollerà il progetto Valstagna Writers. L'idea è mascherare con fantasiose e variopinte creazioni grafiche le brutture dei muri di contenimento lungo la strada principale. Un modo anche per valorizzare le peculiarità delle singole contrade, esaltate dal Palio delle Zattere. Oltre a riportare il nome dei vari borghi, i muri dovrebbero ospitare in futuro immagini e scene di vita contadina, tratte dai bozzetti di Ettore Lazzarotto, grande artista legato al territorio.